Consuete operazioni preliminari prima del via, esordienti secondo anno, si gareggia ancora naturalmente per il terzo trofeo Maionchi Nevio alla memoria, l'organizzazione è curata dall'Unione Sportiva Toscogas Chiesanuova Uzzanese, sono stati 79 gli atleti iscritti, sono 71 i partenti, quindi anche in questo caso un successo di adesioni veramente direi notevole. È presente fra l'altro anche il campione toscano Andrea Catalani, rappresentante della Daver. Qui vediamo il sindaco di Chiesina Uzzanese che in questo momento ha abbassato, il neo sindaco Arbi ha abbassato la bandierina ai 71 atleti che prendono il via in questo momento, via ufficiale. Si gareggia sullo stesso circuito che hanno percorso in precedenza gli esordienti del primo anno, cioè Chiesanuova Uzzanese, San Salvatore, Luciani, San Piero, Rocconi, Chiesanuova Uzzanese. Questo circuito va ripetuto 4 volte, dopodiché in località San Salvatore si volterà a sinistra, ci porteremo verso Marginone e di qui i concorrenti andranno ad affrontare la salita di Monte Carlo, poi discesa su San Piero, Rocconi, Chiesanuova Uzzanese, dove ci sarà la conclusione della manifestazione. Sono 47 i chilometri in programma con l'ascesa di Monte Carlo, quindi una gara attesissima da tutti i partecipanti. Con le immagini siamo al secondo giro e forse proprio lo spauracchio del Monte Carlo sta convincendo gli atleti a prendersela abbastanza comoda. Fino a questo momento non ci sono stati tentativi di fuga da segnalare, 15 km se ne sono già andati. Vorrei ricordare velocemente le formazioni che sono presenti a questa manifestazione: l'Unione Ciclistica Valdelsa di Poggibonsi, la Santa Croce Bici Forever, la Pozzarello, la Polisportiva Monsumanese, il Gruppo Sportivo Versilia, l'Unione Sportiva Pozzese, la Mage, l'Unione Sportiva Monte Carlo, la Mamma Fanini Duelle, la Ciclipoli Restaura Barzotti. Poi abbiamo la Nuova Sfinge, la Stilmobil, il Gruppo Sportivo Montenero, il Pedale Sarzanese, l'Unione Ciclistica Pontegola, l'Unione Sportiva Pontassieve, la Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, il Gruppo Sportivo Ponte Buggianese, il Pedale Toscano di Ponticino di Arezzo, l'Unione Sportiva San Cascianese, l'Lando Vinicio Giusfredi di Vangile, il Gruppo Sportivo Daver di Pontedera, l'Unione Sportiva Empolese e l'Unione Sportiva Bovara di Perugia. Con le immagini siamo nel corso del terzo giro, c'è un tentativo in testa alla corsa, vediamo Cosma Rustighi, atleta dell'Unione Sportiva Pozzese che indossa il dorsale numero 24, ha guadagnato una settantina di metri sul gruppo, sembra intenzionato a proseguire in questo attacco, è il primo di una certa consistenza, se così lo possiamo definire, della giornata. Fino a questo momento non ci sono state note di cronaca, vediamo che il vantaggio di Rustighi sembra leggermente aumentare, ma il gruppo in questo momento ci sembra intenzionato ad aprirla la caccia al solitario battistrada. Per quanto riguarda l'Albo d'Oro della categoria esordienti, nel 1993 la prima edizione fu vinta da Luca Mariani del Gruppo Sportivo Pozzarello davanti a Francesco Parlanti della Polisportiva Monsumanese e a Claudio Fussei del Gruppo Sportivo Montenero. Lo scorso anno infine il successo andò a Emanuele Mori dell'Unione Ciclistica Empolese davanti a Michele Corsi del Pedale Sarzanese, al terzo posto Andrea Baccani del Gruppo Sportivo Itala. Si sono esauriti i 4 giri pianeggianti, il gruppo è ancora compatto all'inizio della salita di Monte Carlo. Fino a questo momento la gara non ha espresso assolutamente nulla di particolarmente interessante ed era d'altra parte lecito attendersi un comportamento tattico fino a questo momento come hanno tenuto i concorrenti. Ora praticamente saremo probabilmente al momento della verità. Vediamo gli atleti della Polisportiva Monsumanese ICAD e della Bici Forever di Santa Croce sull'Arno nelle posizioni di testa, poi anche gli atleti della Daver. La giornata comincia ad essere caldissima e come possiamo vedere i ragazzi stanno continuamente chiedendo acqua ai numerosi sportivi presenti. Si sta salendo con un passo piuttosto spedito, fino a questo momento non ci sono stati attacchi in testa alla corsa, vediamo gli atleti, come già ricordato,
della polisportiva Monsummanese, ICAD Adesivi che stanno facendo il treno. Già diversi concorrenti li vediamo sullo sfondo del teleschermo, stanno perdendo contatto dal gruppo di testa, quindi sta avvenendo una selezione naturale, tutti i più forti sono davanti. Vediamo sulla destra c'è un atleta che sta allungando alto sui pedali, è il campione toscano, eccolo qua, Andrea Catelani, attacca Andrea Catelani, gli altri restano sui pedali, attacco deciso del campione toscano. Eccolo qua il ragazzo della Daver Calzaturificio con il dorsale numero 72, ha già guadagnato 50 metri. Vediamo gli atleti della polisportiva Mille Luci e della Bici Forever Santa Croce che cercano di parare il colpo portato da Andrea Catelani, un ragazzo fra i più forti non solo direi a livello regionale, ma credo sia da considerare anche fra i più forti a livello nazionale. Eccolo qua, mani alte sul manubrio, sta spingendo un buon rapporto, si volta a controllare l'evolversi della situazione, mi sembra che il suo vantaggio stia aumentando, lo lasciamo sfilare, eccoci qua, 13 secondi, c'è un drappello di 6-7 atleti e c'è un altro atleta della Daver che cerca di uscire, eccolo qua, Michele Bozzoli se ne va, quindi gli atleti del presidente Susini stanno veramente uscendo prepotentemente alla ribalta dopo l'attacco perentorio di Andrea Catelani. È ora Michele Bozzoli che ha piantato in asso gli inseguitori e si lancia all'inseguimento del compagno di squadra. Eccolo qua, anche questo è un ragazzo fra i più validi a livello nazionale, dorsale numero 73, vediamo che sullo sfondo c'è Andrea Catelani, ad una cinquantina, 70 metri c'è Michele Bozzoli, quindi sono due atleti del calzaturificio Daver di Pontedera all'attacco, gli altri mi sembrano in chiara difficoltà, c'è un gruppetto di 6-7 unità, ma vediamo che ha un altro passo rispetto agli due atleti che comandano la corsa. Vi ricordo, stiamo seguendo il terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria, inserito nella giornata della bicicletta che è in corso di svolgimento con partenza e arrivo a Chiesa Nuova Ozzanese. Eccoci al culmine del Gran Premio della Montagna di Montecarlo, ha scollinato per primo Andrea Catelani, ad una ottantina di metri c'è Michele Bozzoli, ora inizia la discesa. Il Radio Informazioni Massimo Capocchi ci dice che dietro hanno 18 secondi da Catelani, quindi un gruppetto di 5-6 unità ha scollinato a 18 secondi, quindi è una situazione ancora direi suscettibile di variazioni, ma naturalmente i due atleti che si trovano all'attacco sono fra i più forti, come ho già ricordato in precedenza, e credo che sia piuttosto problematico il riaggancio per gli inseguitori. Vediamo qua Michele Bozzoli, posizione aerodinamica, lo stiamo seguendo lungo la discesa che ci porterà in località Luciani. Ed eccoci appunto al termine della discesa, stiamo ancora seguendo Michele Bozzoli che ormai ha nel mirino il compagno di squadra che sta rallentando, quindi praticamente quando ci stiamo portando verso San Piero possiamo dire al comando due atleti, anche se al momento sono ancora divisi da una quarantina di metri, ma vediamo che Catelani e Bozzoli stanno per direi unirsi, ed eccoci qua che a circa 150 metri mi sembra che stiano leggermente recuperando, ci sono 4-5 atleti, ecco li vediamo che stanno arrivando, vediamo che ci sono dentro Arzilli, poi vediamo Giannoni, eccoli qua, due atleti della Bici Forever Santa Croce con il dorsale numero 27, vediamo Trefoloni, poi abbiamo visto i due atleti della polisportiva Mille Luci di Casalguidi, esattamente Filippo Bonechi e Emanuele Bindi, quindi questi 5 atleti hanno 15 secondi di ritardo, poi a 23 secondi un tandem composto da Igor Tommei e Alberto Ferretti, eccoli qua il primo della Giusfredi di Vangile, il secondo della polisportiva Monsummanese ICAD. Questa è la situazione quando siamo in località San Piero, quindi al comando un tandem composto da Andrea Catelani e Michele Bozzoli. Ad una quindicina di secondi ci sono Arzilli, Giannoni, Trefoloni, Bindi e Bonechi,
che precedono a loro volta di un centinaio di metri, forse meno, li vediamo infatti sullo sfondo, sono circa 70-80 metri, dicevo, precedono Tommei e Ferretti. Gli altri a questo punto sono ormai irrimediabilmente, direi, fuori gara. Ed eccoci praticamente a 3 chilometri dalla conclusione con i 5 inseguitori, ma come possiamo vedere non c'è molto accordo. È Trefoloni che in questo momento sta cercando di vivacizzare l'andatura, il ragazzo della Mage, poi vediamo gli atleti della Bici Forever Santa Croce, gli atleti della Polisportiva Mille Luci e poi c'è il tandem composto da Tommei e Ferretti. Ma come possiamo vedere non c'è molto accordo e probabilmente non ci sono nemmeno le energie per organizzare un inseguimento. Siamo a meno di 3 chilometri dalla conclusione. 1500 metri al termine, vediamo che Catelani e Bozzoli si danno la mano. Non sappiamo cosa significhi questo gesto, ma probabilmente in questo momento viene deciso fra loro chi sarà il vincitore di questo terzo trofeo Nevio Maionchi alla memoria. Ormai poco più di 1 chilometro alla conclusione, i due stanno aumentando, il vantaggio è di 28 secondi in questo momento e credo di poter dire che sicuramente ormai sono imprendibili. Ultimi 1000 metri per il campione toscano della categoria esordienti secondo anno Andrea Catelani e per il suo compagno di squadra Michele Bozzoli. I due si stanno regolarmente dando il cambio, sono due atleti anche dal punto di vista direi della stazza fisica simili, quindi ognuno di loro fa il proprio turno. Li vediamo ormai si stanno rendendo conto di avercela fatta, sono a circa 700 metri dalla conclusione e quindi sicuramente il nome del vincitore di questa seconda gara della giornata uscirà da questo tandem e probabilmente, ecco che vediamo Catelani sta chiedendo al nostro autista il vantaggio, ormai è un vantaggio incolmabile per gli inseguitori, quindi a questo punto resta solo da vedere quale sarà la conclusione, se uno dei due lascerà campo aperto al compagno di squadra. Ormai siamo a circa 250 metri dalla conclusione, i due si appaiano, stanno ancora parlando, sono le immagini di quando la gara viene dominata da degli atleti della stessa società. Eccoli qua sulla destra del teleschermo in maglia biancorossa di campione toscano Andrea Catelani ed ecco i due si danno nuovamente la mano e vediamo che Catelani lascia disco verde a Michele Bozzoli, quindi è Michele Bozzoli che andrà a conquistare il successo, in questo momento taglia il traguardo e va a vincere davanti ad Andrea Catelani, quindi è in plane del gruppo sportivo Daver che si conferma formazione veramente direi quasi imbattibile. Inizia lo sprint per la terza posizione, siamo a 30 secondi ormai, c'è Emanuele Bindi che va a conquistare la terza posizione davanti a Lenzi, Bonechi, Trefoloni, Arsilli, Tommei, Giannoni e Pagni nell'ordine. E siamo con i due dominatori della gara degli esordienti secondo anno, Michele Bozzoli e Catelani, il campione toscano. Ha vinto Michele, ma devo dire hanno vinto tutti e due, credo, Michele, no? Sì, ha vinto la squadra più che altro. È stato un accordo d'amici così, non c'è problema. È stata dura e faticosa. Senti, sul Monte Carlo ha attaccato prima Catelani, poi dopo sei andato via tu, era concertato quell'attacco? Sì, più che altro è di carattere perché lui ha più l'iniziativa di andare via, lui non ha paura sulle salite, è un buon scalatore, sicché io sono andato a riprenderlo per aiutarlo anche un po' sui rettilini e poi dopo ci siamo accordati finalmente. Così. Per te la vittoria numero? E questa è la sesta vittoria. Quindi una stagione mi sembra veramente positiva, no? Sì, è una stagione veramente positiva, cerco di continuare così. Speri di incrementare il tuo bottino personale di qui al termine? Sì. Auguri. Allora poi sentiremo anche dopo Susini. Allora Catelani, un bel gesto da parte tua, vi siete dati la mano a 1,5 chilometri dal traguardo, lì avete sancito il patto di chi doveva vincere? No, sapevo già che oggi doveva vincere Michele, all'ultimo chilometro non avevo detto se si poteva fare questo gesto, siamo arrivati, si è fatto per cambiare un po', diciamo. È stato veramente un gesto significativo, comunque sei andato fortissimo, hai attaccato sul Monte Carlo, sei andato via veramente alla grande. Sì, sono stato coperto i primi giri bassi, poi sul Monte Carlo sapevo già di attaccare, sono andato via, poi mi hanno detto che dietro c'era Michele, a 4 km lo chiamavo, l'ho aspettato e poi siamo andati insieme. Una stagione per voi veramente trionfale.
Sì, con questo sono già 19 vittorie su 21 corse. E ora bisogna arrivare a 20 domenica. Sì, si spera. Quindi ti faccio tanti auguri per te. Quante vittorie hai ottenuto quest'anno? Per ora hanno ottenuto 7. 7, mi sembra già la maglia di campione toscano. E l'anno prossimo? Ma non lo so ancora, bisogna pensarci. Comunque passerai il Lievo e con questo bisogna pensarci, che vorrebbe dire? Si guarderà cosa si può fare. Ho capito, è piuttosto diplomatico. Allora devo dire che questi ragazzi ti stanno regalando una grossissima soddisfazione. Quello che volevo dire io lo stanno dicendo loro. È un'emozione immensa, come sto sempre ripetendo le stesse cose, purtroppo come sapete sono ragazzi, questo lo dimostrano anche in corsa, si trovano d'accordo, è un'ottima squadra fiatata e dal primo 5 stagioni, dall'apertura che abbiamo vinto una gara non c'è mai stata una parola tra i ragazzi. Io più di questo non posso dire, sono felicissimo e sono tutti figlioli. Ecco, io devo dirti questo, all'inizio della stagione qualcuno diceva la Daver con tutti quei galli nel pollaio probabilmente, e invece... Esatto, quello che mi stai dicendo Moreno, c'è sempre qualcosa, vedi. Purtroppo io sono riuscito a tenerli tutti insieme perché per me ed è un bel regalo andare avanti così. Le vittorie sono venute, però la cosa più bella che ho è quello di stare così tutti uniti. Siamo ora con Raffaele Falzarano, il ragazzino della Pozzarella Ospina che purtroppo da qualche settimana è fermo. Sappiamo tutti amici sportivi che ha subito un infortunio ai campionati toscani in pista. Allora Raffaele, prima di tutto mi fa piacere rivederti alle gare, come stai? Ora sto bene, sto crescendo di giorno in giorno, la ferita va bene, si spera di montare il più presto possibile in bicicletta. Una caduta veramente banale che purtroppo ti è costata questa seconda parte di stagione. Sì, perché sono caduto già 2 o 3 volte in pista, anche più forte. Ora sono caduto quasi da fermo, mi sono rotta la milza. Comunque ora ormai per quest'anno credo la stagione è quasi al termine, no? Ora ormai è finita, ci vediamo nella Lievi. Ecco, quindi auguri, ci vediamo negli allievi. Cosa ci può dire di queste 2 gare stamattina alle quali hai assistito come spettatore? Fra l'altro quella del primo anno ha vinto il tuo compagno di squadra, no? Sì, il mio compagno di squadra è andato molto forte, in volata, so che poteva fare bene, infatti l'ha dimostrato. Nel secondo anno Catelani è stato irresistibile in salita, poi si è accodato anche Bozzoli e si sono dati una mano. D'altronde sono forti questi ragazzi della DAR. E non si scoprono oggi certamente, no? Sì, infatti si è vista anche al campionato toscano e il secondo posto al campionato italiano di Quaglierini. Bene, tanti auguri Raffaele e arrivederci sulle strade l'anno prossimo. Grazie.